Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, buongiorno al nostro ospite Paolo Emilio Guaggetto, avvocato di diritto bancario, societario ed impresa, buongiorno e benvenuto. Stamattina riprendiamo il ragionamento sulle banche venete. Lei a giugno dell'anno scorso, qualche mese fa, Game Over aveva titolato il destino delle banche venete e tutto nel corso dei mesi sta a dimostrare che in qualche modo lei aveva ed ha ragione. Vediamo anche l'istanza di insolvenza presentata in tribunale a Treviso per Veneto Banca, un'udienza che si è risolta con un rinvio ma con situazioni imbarazzanti, insomma un capitolo che è già scritto nonostante si voglia pensare e credere che ci sia spazio per risarcimenti per questi risparmiatori alla fine truffati. A che punto siamo arrivati e dove eravamo rimasti? Intanto buongiorno a tutti, eravamo rimasti come lei diceva al Game Over e ritorniamo dopo un anno al Game Over, anzi molto probabilmente non ci siamo mai mossi, sicuramente ci siamo agitati, però senza spostarsi. La questione era facilmente prevedibile facendo un attimo di conti, cioè se lo Stato, come lei si ricorda all'indomani del decreto, ha sborsato 4 miliardi e 700 milioni a favore di Intesa perché salvasse, secondo le regole del burden sharing, per tirar fuori dal mercato quindi queste due banche in dissesto e evitare il bail-in, è evidente che successivamente poi Banca d'Italia ha confermato che lo Stato si sarebbe insinuato nel passivo delle due liquidazioni quote amministrative in privilegio, per cui era evidente che prima di essere pagati eventuali soggetti titolari di diritti recettori come potrebbero essere alcuni azionisti, alcuni obbligazionisti, prima ci sarebbe stato, come ci sarà ovviamente anche lo Stato, perché bastava fare due conti per capire com'è la situazione. D'altro canto, se già le banche erano in rischio di dissesto prima del decreto 99-2017, è evidente che se tutta la parte buona viene trasferita al soggetto cessionario che è Banca Intesa, è evidente che nulla rimane, per cui siamo stati facili Cassandre purtroppo. Conferma anche in questi giorni, noi stiamo assistendo a questa saga che si sta definendo sempre più come un gioco di ruolo in cui c'è appunto questa lotta tra il bene, tra virgolette, tra il male, tra virgolette. Alla fine chi ci perde e chi paga sono sempre i risparmiatori. Abbiamo visto infatti in questo mese, ultimo mese di marzo, l'esecuzione di provvedimenti. Ecco, infatti lei prima diceva nulla rimane, però magari i risparmiatori beffati dicono ma ci sono stati dei sequestri di beni anche importanti per un valore ingente e magari da lì possiamo ottenere, avere un sollievo. Beh, intanto sollievo, bisogna dimostrare di essere titolari di un diritto al sollievo e già questa è una questione a parte ed è un problema rilevante. Anch'io come tutti ho visto i telegiornali, letto la stampa in cui appunto ogni sequestro si parla di svolta, di blitz, ecco in realtà quello che succede è tutt'altro di quello che si auspica, tra virgolette, che sinceramente tutti quanti auspicheremo che un giorno, un domani, i risparmiatori meritevoli potessero avere giustizia. Rimane il fatto che comunque questi provvedimenti di sequestro conservativo, stiamo parlando di quelli eseguiti tra febbraio e nella villa di Zonin, Quadri. Intanto partiamo dai provvedimenti disposti dal gruppo di Vicenza ancora a gennaio, che sono quelli che inizialmente erano per 350.000 euro per tutti moltiplicato per i 5 imputati. Sto parlando del processo a Vicenza, della Popolare di Vicenza. Successivamente però il GUP, dottor Venditti, ha ridotto, quindi ha dissequestrato i beni a sua volta sequestrati, riducendo la somma sequestrata per un valore pari all'importo di 350.000 euro per tutti i 5 imputati. Occhio che questi 350.000 euro non vanno ai risparmiatori, ma sono un conteggio a spanne presuntivo che la Procura ha fatto a ristoro delle spese legali che sono ipotizzabili per quanto riguarda il processo, quindi i soldi che vanno allo Stato. Stessa destinazione
Per quanto riguarda quella sanzione amministrativa, non so se si ricorda che a febbraio è stato sequestrato, verso metà febbraio è stato sequestrato, sono stati sequestrati 106 milioni da un conto corrente della Popolare di Vicenza. Sì. Ovviamente tutti dicevano finalmente i risparmiatori saranno tutelati, assolutamente no, perché tutti sappiamo che è una sanzione amministrativa e per cui il debitore, il creditore era lo Stato e l'amministrazione finanziaria a cui andranno appunto questi soldi. Poteva avere un diverso esito, o forse lo potrebbe avere anche i recentissimi, quelli che lei accennava prima, recentissimi sequestri dei beni privati. Esatto, dei beni privati. Questo fa parte di un provvedimento di sequestro conservativo molto più ampio, si parla di circa 200 milioni, concesso dal GUP di Vicenza al dottor Venditti, il quale ha autorizzato nell'ambito di questo procedimento anche il sequestro conservativo di beni che il signor Donnina avrebbe ceduto a titolo gratuito a terzi. Per quello notiamo però una cosa, perché anche l'aspetto temporale è importante, cioè se io dispongo un provvedimento di sequestro e lo eseguo 2 mesi dopo, ovviamente gli esiti sono quelli di non eseguire un sequestro tempestivo. Della serie che possono sparire i beni? Questo lo dice lei, nel caso... Possono non sparire le autentiche? Questo, ripeto, l'abbiamo letto sui giornali. Nel caso di specie noi stiamo parlando di un provvedimento di sequestro conservativo disposto a febbraio ed eseguito verso fine marzo. Come lei diceva prima, come ricordava prima, nella villa di Montello Vicentino, di proprietà del figlio. Ovviamente si presume quindi che il figlio sia proprietario dei beni, tanto è vero che il figlio ha subito impugnato il provvedimento e al netto della rivendica vedremo come va a finire. Mi pare di aver letto in questi giorni che anche il signor Donnina ha impugnato il provvedimento proprio in questi giorni. Stesse sorti possono avere anche l'altra tranche del sequestro eseguito pochi giorni dopo presso la residenza dell'Istituto Storico di Vicenza. Lì addirittura è stata aperta la cassaforte e sono state trovate 100.000 lire, no? Una banconota da 100.000 lire e anche lì un quadro senza autentica. 100.000 lire non più convertibili neanche 50 euro, no? Visto che abbiamo capito. Di 3 miliardi. Esatto. Ecco. Per cui... C'è anche dell'ironia, insomma, da parte di chi... Sì, un po' di sarcasmo più che altro, però quello che è importante dire è che il destino di questi beni sequestrati, allora intanto la somma sequestrata è ben al di sotto dei 19 milioni di sequestro concesso. Il destino di questi beni sequestrati rimangono ovviamente congelati, custode è stato nominato il figlio. Cosa succederà? Succederà che dopo i 3 gradi di giudizio, quindi anni e anni a venire, in caso di condanna definitiva, quindi bisogna aspettare i 3 gradi di giudizio dei 5 imputati, i beni verranno venduti all'asta. Il ricavato verrà distribuito alle parti civili che avranno dimostrato il proprio credito risarcitorio. Ecco, al netto ovviamente dell'esito delle azioni di rivendiche e delle impugnazioni dei ricorsi che ha fatto il figlio e Donnì. Ma sono tantissime le parti civili e per quanto il patrimonio congelato possa essere notevole... No, ma non è notevole il patrimonio congelato. Era ironica la mia affermazione. La mia no, perché la mia non era ironica. Ecco, però diciamo poi che noi stiamo parlando della Popolare di Vicenza, ma Veneto Banca invece? Ben peggior sorte, se è possibile, è toccata ai risparmiatori della Veneto Banca che hanno subito un trasferimento di competenza improvviso, repentino, da Roma, dalla Procura di Roma a Treviso. E non è detto poi che rimanga a Treviso, perché Treviso a sua volta potrebbe dichiararsi incompetente e trasferire tutto quanto di nuovo a Roma. La cosa interessante è che non solo devono subire questo trasferimento di competenza, ma ovviamente tutti i provvedimenti, sto parlando anche e soprattutto di un provvedimento, di un'ordinanza emessa dal GUP di Roma, il dottor Ferri, che aveva autorizzato la chiamata in causa di Banca Intesa come responsabile civile dei danni derivanti dai reati di aggiotaggio e di impedito controllo, questione che io ho criticato sulla stampa ritenendo appunto che fosse potrebbe essere un danno ulteriore, non molto convincente come motivazione. Rimane il fatto che questo provvedimento non c'è più perché la Procura, dopo aver messo questo provvedimento 2 mesi fa, improvvisamente ha realizzato che non poteva emettere questo provvedimento e ha trasferito tutto a Treviso.
Altra Adesso beffa. cosa sta succedendo appunto a Treviso? No? L'istanza di insolvenza, Sì, il tergiversare del giudice che doveva decidere in una mattinata, poi le tensioni in qualche modo l'hanno portato a rinviare, ma... Certo, voglio solo aggiungere che c'era anche un sequestro conservativo, un sequestro per 56 milioni di euro di beni dei componenti del CDA della Veneto Banca, che anche questi sono stati dissequestrati perché il Tribunale del Riesame, proprio nei giorni di trasferimento di competenza, il Tribunale del Riesame di Roma ha detto che il provvedimento di sequestro era scarsamente motivato. Terza ed ultima beffa, perché è veramente un'odissea incredibile, che questi 4.000 parti civili hanno speso 1,5 milioni di bolli allo Stato, persi, oltre ovviamente le spese legali che avranno certamente pagato, ma questo 1,5 milioni hanno buttato, non hanno buttato dalla finestra. Paradossalmente si può dire che lo Stato rientra delle sborse intesa tramite i risparmiatori di Veneto Banca, volendo fare una battuta, ma ci sarebbe da piangere. Importante è quello che lei diceva per quanto riguarda la dichiarazione di insolvenza. Sappiamo che è importante la dichiarazione di insolvenza perché nel caso di dichiarazione di insolvenza verrebbero applicate le norme fallimentari, quindi il revocatorio fallimentare e il reato di bancarotta, che amplierebbe i termini per la prescrizione, mentre così stando le cose la prescrizione per quanto riguarda il processo Veneto Banca è quasi certa, tra virgolette. Per quanto riguarda la dichiarazione di insolvenza, se io ritengo, questa è una mia opinione, che Veneto Banca, che la Popolare di Vicenza, dei dati che si hanno, potrà senza diciamo alcuna difficoltà essere dichiarata insolvente, io escludo la dichiarazione insolvente per quanto riguarda Veneto Banca, per quello che anche questa mattina il PM ha preso un po' di tempo. Perché? Perché allora l'imputazione della Procura di Treviso è quella di non aver pagato un prestito obbligazionario che scadeva il 21 giugno a Veneto Banca, ma sappiamo bene fin da giugno scorso che questo prestito obbligazionario non è stato onorato perché il termine di scadenza è stato spostato. Nel frattempo è intervenuta la BCE con la dichiarazione di rischio di dissesto, per cui Veneto Banca non ha più potuto pagare questo prestito obbligazionario. Un'altra notizia che sappiamo invece da poco, da una quindicina di giorni, è che la Conferenza Episcopale Italiana, cioè i vescovi, avevano destinato 200 milioni tramite bonifico bancario che si accingevano ad eseguire verso, che praticamente erano i proventi dell'8 per 1000, verso appunto Banca Intesa, per cui sarebbero entrati 200 milioni, quindi assolutamente sufficienti a coprire il pagamento del prestito, per quello che secondo me non verrà dichiarata l'insolvenza, proprio per questi elementi, per cui non si potranno fare revocatorie fallimentari per Veneto Banca, come qualcuno magari frettolosamente ha annunciato di voler fare. Aspettiamo. Allora i risparmiatori a questo punto magari pensano ai crediti deteriorati, cioè qual è la loro strada? Perché sono recidivi, non mollano giustamente anche dal loro punto di vista. Ma non è questione di mollare o non mollare, è questione di essere realisti e di dire che tipo di soddisfazione il risparmiatore potrà avere. Quindi è evidente che l'insinuazione del passivo abbiamo visto, basta fare due conti, addirittura allora cerchiamo di dare delle cifre. Commissione parlamentare a dicembre, il dottor Viola, ex liquidatore, ha detto lo Stato si è insinuato come creditore privilegiato e l'esposizione in via privilegiata è aumentata a 5 miliardi e 200 milioni. Ora, l'unica speranza che ha lo Stato per rientrare di questi soldi è sulla gestione degli NPL, cioè dei crediti deteriorati. Anche lì, in questi giorni, a febbraio, è stato firmato da Padoan i decreti attuativi finalmente, per cui questi crediti deteriorati, gli NPL, sono stati ceduti a questa società che si chiama SGA SPA. È una società di proprietà del Tesoro ed è, tanto per fare un po' di storia, è la stessa società che ha gestito gli NPL del Banco di Napoli negli anni 80. Ci ha messo 20 anni a gestire questi NPL. In una situazione economica in cui c'era ancora Bettino Craxi e noi avevamo il 5% quasi di PIL, per cui contrariamente a quello che sta succedendo adesso. Magari c'è un sistema digitale che accelera le pratiche. Ecco, bene che vada, altri 20 anni staremo qua. Ecco,
dalle stesse dichiarazioni, oltre a quelle della Banca d'Italia, subito dopo il decreto del 99-2017, ma soprattutto le dichiarazioni dei commissari in commissione parlamentare, sono tutti concordi nel dire prima deve essere pagato lo Stato, nel passivo dell'LCA, e poi se avanza, ma non credo che avanza perché 5 miliardi e 300 milioni è il debito con cui lo Stato si è insinuato in privilegio, e ci sono veramente dubbi, anzi una frase di uno, quella che mi ha colpito, una frase di uno dei 3 commissari, che non ricordo quale sia stato, ha detto solo: immaginiamo cosa potrebbe succedere se, perché tra gli NPL sono le sofferenze, cioè quelle che non verranno mai restituite. All'interno di questi NPL ci sono i cosiddetti unlikely to pay, cioè i crediti che molto probabilmente torneranno cioè di difficile rientro, però non è impossibile. I cosiddetti incagli. Ora, uno di questi commissari, che non ricordo il nome, ha detto: immaginiamo cosa potrebbe succedere se questi unlikely to pay diventassero sofferenze, un disastro totale, cioè lo Stato rimarrebbe, cioè noi rimarremo a bocca asciutta. Ecco, per cui era la via di Banca Intesa, di potersi rifare su Banca Intesa, che si è presa la parte buona. Questa è il nuovo la terza via. Certo, la terza via, perché dopo aver detto tutti dobbiamo insegnarci al passivo, poi abbiamo sentito dire tutti dobbiamo costituire parti civili, e abbiamo visto che per Veneto Banca molto probabilmente non c'era neanche il processo, o se ci sarà molto probabilmente andrà prescritto. Per quanto riguarda la Popolare di Vicenza abbiamo visto l'esito dei sequestri assolutamente insufficiente, per cui la costituzione di parte civile, io l'ho detto ancora da luglio, che la costituzione di parte civile mi sembra un po' vuol dire relativa. Pagare le spese legali, in sostanza, ecco, l'ultima gettonata proprio in questo mese è la possibilità di fare causa Banca Intesa. Perché? Perché, come dicevo prima, c'è questa ordinanza della GUP dottor Ferri, che ha ritenuto che Banca Intesa possa essere chiamata come responsabile civile per i danni derivanti dal aggiotaggio e videocontrollo. Ordinanza decaduta a seguito del trasferimento a Treviso. Questa ordinanza però è stata clonata da un giudice di Vicenza, il quale ha fatto un ragionamento, anche questo secondo me poco convincente, l'ho anche detto pubblicamente, perché dice ritiene che sia responsabile Banca Intesa per i crediti risarcitori per un assioma. Dice: considerato che nel decreto 99 non c'è un'esplicita deroga al 2560,2 del Codice Civile, che dice che il cedente, in questo caso le due l'LCA, risponde dei debiti cioè il cessionario risponde dei debiti del cedente che risultano dai libri contabili, e dice: siccome non c'è un'espressa deroga, il decreto enumera tutta una specie di deroghe al testo unico bancario e al Codice Civile, ma non c'è l'espressa deroga al 2560,2, allora vuol dire che va applicato. Ora, io molto debole come motivazione, io non sono d'accordo, perché intanto ammesso che si tratti di cessione d'azienda, e io non ritengo che siamo in presenza di una cessione d'azienda, ma ammesso che si tratti di cessione d'azienda, un'esplicita deroga a questo concetto è proprio nello stesso articolo 3 del decreto 99, che è un'immensa clausola di esonero da ogni tipo di accolle, soprattutto di responsabilità, e soprattutto anche per dare efficacia al passaggio, perché altrimenti è solo un trasferimento di bad bank. Esatto, per questo che secondo me, poi tra l'altro il comma 2 dell'articolo 3 prevede testualmente che il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel periodo della cessione senza il comma 1, quindi esclusi tutti i rapporti indicati appunto nel decreto 99, per cui più chiaro di così, cioè proprio testuale. E io aggiungo anche che il Tribunale di Vicenza dice che manca questa deroga, e io mi spiego la mancanza di questa deroga proprio per il fatto che questo articolo, questa norma, non può essere applicata al caso di specie, quindi è inutile prevedere una sua deroga.
Però lei prevede una soluzione, che è una soluzione logica, perché insomma ascoltandola in tutti questi passaggi tecnici, alle volte anche difficoltosi, difficoltosi, però lei trova una soluzione, non è che non c'è una strada, che è una soluzione sulla quale rifletteranno, si rifletterà, è già evidente, sta già emergendo, ma magari continuano a cercare una battaglia nelle sedi giudiziarie, ci si sta arrivando? Guarda, intanto diciamo subito una cosa, perché tutto questo, diciamo, questa ipotesi di agire nei confronti di Banca Intesa ci si deve chiedere a chi giova, perché nel caso in cui ci fosse un provvedimento giudiziale o peggio ancora una dichiarazione di anticostituzionalità del decreto, un provvedimento giudiziale che evidenzia una responsabilità di Banca Intesa a fine appunto della restituzione e quindi del risarcimento dei crediti sempre a titolo risarcitorio nei confronti di soggetti legittimati, Banca Intesa non farebbe altro che togliersi dal gioco, risolvere il contratto. Ovviamente il contratto verrebbe risolto, addirittura nel caso di dichiarazione di anticostituzionalità del decreto farebbe certamente una causa milionaria allo Stato, cioè a noi, perché ha emanato un decreto anticostituzionale, per cui Banca Intesa non farebbe altro che togliersi dallo scenario e per cui i creditori, gli eventuali creditori che gridano, diciamo, ovviamente che auspicano una responsabilità di Banca Intesa, anche se fosse dichiarata, non potrebbe essere realizzata perché Banca Intesa si tirerebbe via dal gioco, usando, diciamo, questo termine. Quindi meglio che i risparmiatori entrino in gioco in Banca Intesa. Esatto. Allora diciamo che ricordiamo poi un'altra cosa, che Banca Intesa è stata quella, per prima, che ha destinato un fondo monetario di 100.000 euro a favore dei risparmiatori delle due banche che sarebbero rimasti correntisti, quindi ben molto prima dello Stato, che ha destinato la stessa somma però per i risparmiatori di tutte e 6 le banche, cioè le 4 di risoluzione e le 2 venete nostre. Quindi al netto di questi oboli statali, perché il concetto nostro è sempre questo, deve pagare lo Stato, per quello che io c'è stata una bella intervista fatta sui quotidiani del Gruppo Espresso ancora a febbraio, in cui proprio intitolavo il mio intervento come disastro bancario diventi legge. Cioè il problema è che, l'ho detto in altre sedi, non c'è una norma che tipizzi e quindi che sanzioni i comportamenti che stiamo vedendo. Che a monte, quindi una scelta a monte. Per cui se uno può fare le revocatorie, se uno può dismettere il proprio patrimonio tranquillamente perché sa che le revocatorie sono edifici esperimento, lo fa ovviamente tutto nella legittimità, però è evidente che questi sono comportamenti che vanno sanzionati e non sono regolati. Esatto, per cui non si deve lo Stato, quindi noi, è secondo me eticamente iniquo che lo Stato supplisca a queste carenze legislative, per cui a mio avviso una soluzione potrebbe essere quella di coinvolgere i risparmiatori meritevoli ovviamente nella vita sociale di Banca Intesa, perché è vero che Banca Intesa è intervenuta a sostegno di queste banche e le sta tirando fuori dalla crisi, però anche è vero che Banca Intesa ci guadagnerà, perché ha avuto poi good bank, esatto, la parte buona se l'è presa. Esatto, per cui a mio avviso dovrebbe essere fatto come nella falsariga di quello che venne fatto con il Banco Ambrosiano, per cui per legge il governo che verrà, se ci sarà un governo, e in ogni caso il Parlamento dovrà deliberare, si dovrà obbligare Banca Intesa, a mio avviso, a destinare o a consentire, a trovare uno strumento per consentire che gli azionisti, i soci o i soggetti titolari di diritti esercitori delle banche venete possono entrare in Banca Intesa attraverso l'acquisto appunto di azioni di Banca Intesa stessa, magari con l'emissione di warrant a titolo gratuito in cui questi soggetti, gli ex risparmiatori, possono decidere se partecipare alla vita societaria di Banca Intesa oppure no. Questo a mio avviso sarebbe una soluzione sana che non coinvolgerebbe lo Stato. Che riguarda comunque una banca che avrà degli utili, perché evidentemente... È il primo gruppo bancario. Per cui non è che... Per cui a me, ripeto, al netto di concetti di assistenzialismo, che io sinceramente faccio parte di una cultura contraria, che è sempre stata contraria a questo modo di pensare,
ritengo appunto che questo intervento attivo, quindi questo consentire la partecipazione di quei soggetti, invece di prendere l'elemosina, di partecipare loro stessi alla vita societaria d'intesa, ovviamente scegliendo se farlo o meno, certo. Ritengo che possa essere una soluzione che il prossimo governo dovrebbe insomma tenere in considerazione. Possiamo fare delle anticipazioni perché sulla base della sua esperienza e anche l'analisi di questa vicenda delle banche venete capiamo sempre di più che abbiamo la necessità di essere informati, ma essere informati adeguatamente e quindi state fondando, se non sbaglio, un centro studi, no, specifico, specializzato che possa evitare, lei diceva, certi disastri bisogna vietarli a monte con adeguate leggi, però anche essere informati a prescindere credo che sia già un passo per salvaguardarsi. Sta per nascere Iuris Libra, che cos'è? Sì, la ringrazio per aver ricordato questo fatto. Sostanzialmente questo nasce, diciamo, perché tutte le esperienze devono insegnare qualcosa. Anche questa esperienza delle banche venete non si può continuare come nulla fosse. Mi riferisco non solo ai soggetti privati che magari investiranno sempre in titoli azionari e obbligazionari, ma mi riferisco soprattutto agli imprenditori, che gli imprenditori devono, a mio avviso, rivedere quelli che sono i rapporti tra loro stessi e il complesso, diciamo, del sistema bancario. E effettivamente ci accingiamo, io ed altri amici, la costituzione di un centro studi che si occuperà sostanzialmente di diritto bancario, societario e di diritto d'impresa, e questo, diciamo, l'alveo di intervento. A questo centro studi collaborano professori universitari, collaborano commercialisti, collaborano dei consulenti tecnici del Tribunale di Padova, degli avvocati. Sono tutte persone, figure professionali iscritte ai relativi albi professionali, soprattutto appunto analisti, consulenti finanziari, proprio per consentire all'imprenditore una gestione oculata, diciamo, del rapporto bancario, perché spesso, molte volte io per esperienza con i suoi clienti, nella mia esperienza, che l'imprenditore, diciamo, accetta supinamente quello che la banca propone. Diciamo che il protocollo, il primo step iniziale, il protocollo da seguire è sempre quello di verificare dalla centrale rischi della Banca d'Italia, che è, diciamo, un database in cui tutti gli imprenditori, i soggetti privati sono indicati, e viene indicato ovviamente il tipo di rapporto bancario che hanno, il tipo di rapporto che hanno nei confronti appunto dell'istituto bancario, in modo appunto da verificare se la gestione di questo tipo di rapporto è corretta o meno. Un esempio classico, un eccessivo sconfino di cassa oppure un utilizzo, come si dice, a tappo di un determinato fido è indice che l'impresa o non ha un cash flow, cioè un flusso di cassa totale, che permetta di coprire. Esatto, oppure pur avendo un flusso di cassa è incapace di gestirlo, per cui utilizza sempre il fido concesso. È evidente che questo ovviamente non fa altro che abbassare il rating, perché l'istituto bancario dice: se tu mi utilizzi a tappo il fido vuol dire che non hai altre risorse, e quindi se ne approfitta per ricontrattare in senso peggiorativo i tassi magari concordati. Altro è il caso delle fiduzioni, ad esempio. Infatti, perché siamo in chiusura, lei mi aveva anticipato questa cosa, sì, questa guarda, rivoluzione che è in corso. La rivoluzione è in corso. Le do uno scoop e si tratta proprio delle fiduzioni, che le fiduzioni spesso sono concesse perché è richiesto dalla banca, ovviamente c'è sempre un timore reverenziale, che nessuno quando uno paghi. va a chiedere i soldi e ovviamente la banca dice: no, tu non solo mi accendi l'ipoteca, ma mi devi anche dare delle garanzie personali, magari 10 volte superiore al credito che ti concedo, per cui ovviamente questo viene segnalato in centrale rischi con tutte le conseguenze. 40 secondi per dirci cosa succede. Allora, un'ordinanza della Cassazione di 12 dicembre, dispone che tutte le fiduzioni italiane, se hanno determinati requisiti, sono tutte radicalmente nulle, cioè questi contratti sono radicalmente nulli. Lei può immaginare l'effetto deflagrante se questa ordinanza della Cassazione fosse recepita dai tribunali italiani. Io, come altri colleghi in tutta Italia, abbiamo iniziato a sollevare queste eccezioni e siamo in attesa della risposta, però l'effetto sarà, se viene accolto, deflagrante, perché lei immagini un decreto ingiuntivo contro un fiduciario
potrà essere revocato perché si basa su un contratto, su un atto nullo. Un'esecuzione immobiliare in corso sulla base di un credito derivante da un contratto di fiduzione, l'esecuzione verrebbe sospesa come minimo, bloccata, esatto, perché appunto la fiduzione è nulla. Quindi io consiglio di rivolgersi a consulenti esperti per saperne, a consulenti qualificati ovviamente, ad avvocati esperti, per verificare appunto se la fiduzione in questione può essere soggetta a nullità o meno, però le anticipo che il 99,99% sarà così. Io ringrazio l'avvocato Paolo Emilio Quaggetto, non c'è più tempo, ringrazio voi per essere rimasti con noi, torniamo domani mattina con Santi Punto. Grazie, Grazie a arrivederci. voi, alla prossima.